Sono oltre 200 gli indagati in un'inchiesta fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova che ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro realizzata tramite l'emissione di false fatture per far ottenere ad aziende crediti d'imposta non dovuti. L'azienda che aveva necessità di acquisire un qualsiasi bene, di solito si trattava di sistemi gestionali particolarmente complessi, sistema gestionale che però era già presente sul mercato, già confezionato da aziende di software, veniva acquistato da un'altra società, da questo organismo di ricerca, il quale lo vestiva dal punto di vista documentale e di fattura come attività di ricerca propria che vendeva all'azienda richiedente, che poi doveva sfruttare e utilizzare quel sistema gestionale per l'attività produttiva. In particolare la Guardia di Finanza, che ha eseguito 200 decreti di perquisizione in 38 province italiane, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere composta dagli amministratori e del consulente di un network di società padovane, finalizzata a ottenere illecitamente agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato a fronte di investimenti in ricerca scientifica. Chi beneficiava del 90% era l'azienda finale che utilizzava quel software, che avrebbe dovuto e potuto comprarlo sul mercato senza l'intermediazione dell'organismo di ricerca. Ovviamente l'organismo di ricerca, che è un ente privato accreditato presso il MIUR, il Ministero dell'Istruzione e Ricerca Scientifica, aveva un vantaggio perché pretendeva o riteneva per sé il 20% dell'importo totale.